Sabato 27 maggio al ridotto del Teatro Masini, un momento importante per la Festa della Cooperazione Faentina 2017 con il convegno Persone, Lavoro, Comunità, nuovi equilibri in scenari che cambiano. Temi naturalmente ampi, da persone, migranti a possibilità di lavoro e quindi di economia. Sentiamo a proposito gli intervenuti. Direttore, scenari che cambiano, sullo sfondo c'è addirittura Faenza 4.0, cartoline dal futuro, scenari che cambiano, ma la situazione non è che si evolve positivamente, mi sembra più un momento quasi interrotto di stagnazione. Ma quello che racconto sempre nelle mie presentazioni è la metafora del tunnel, per cui fra quelli che continuano a essere ottimisti a vedere la luce in fondo al tunnel, quelli pessimisti che ci dicono è vero si vede una luce in fondo al tunnel, ma sono i fari di un treno che arriva in senso contrario, io continuo a raccontare pensiamo ad arredare il tunnel perché ci resteremo dentro ancora a lungo. Vuol dire che sono avvenuti dei cambiamenti e ne avverranno ancora in futuro con una velocità tale che dovremo essere pronti ad affrontarli e a prepararci per poterlo fare. E gli effetti di questi cambiamenti li stiamo già vivendo. Abbiamo un'economia che fatica a ripartire, viaggiamo veramente a passo molto lento, abbiamo un mercato del lavoro che cresce in termini quantitativi ma non per quello che riguarda gli aspetti qualitativi. Abbiamo un effetto demografico potentissimo, pensiamo che questo territorio è fra l'Emilia-Romagna è fra le regioni più vecchie d'Italia ed Europa, ma anche tutta la zona, il circondario del Faentino, ha una percentuale di anziani molto elevata. Fra qualche anno dovremo fare i conti con un'immigrazione ancora più elevata, per cui arriveremo fra 20 anni ad avere metà della popolazione che sarà straniera e sarà anziana. È chiaro che questo comporterà, che da un lato è sicuramente positivo perché vuol dire elevata qualità della vita e capacità di accogliere, dall'altro dal punto di vista dell'impatto delle politiche economiche e sociali, questo avrà sicuramente una forte rilevanza. Per cui dobbiamo essere pronti, dobbiamo arredare il tunnel per riuscire ad affrontare queste situazioni. Le persone in questo scenario sono ancora un punto di riferimento, rischiano sempre di più di diventare un numero, un oggetto da utilizzare nel mondo del lavoro ma lasciare in disparte. Io credo che per alcuni anni, per un po' di anni, quando comunque un modello funzionava, l'attenzione non era più centrata sulle persone perché comunque una crescita economica creava benessere diffuso anche fra le persone. Ora sappiamo che queste cose non viaggiano più di pari passo. Dove c'è crescita economica non necessariamente c'è una crescita, una realizzazione delle persone, ma anzi sta avvenendo il contrario. Per cui nel ripensare il modello, nel pensare di arredare il tunnel in maniera differente, dobbiamo ritornare a centrare l'attenzione sulle persone, sulle relazioni fra le persone e ritrovare un senso inteso come direzione di marcia, del dove vogliamo andare, ma anche proprio del significato dell'essere, dell'agire, del perché facciamo le cose, del cosa ci muove. Doriana Togni è coordinatrice di Feder Solidarietà all'interno di Confcooperative Ravenna. Questo convegno vuole parlare anche di futuro. Quale futuro ci attende? Una domanda un po' difficile, il futuro che ci attende, però penso che come cooperative ci sia la possibilità di immaginarselo e anche di dare delle opportunità diverse, perché comunque ci sono delle riflessioni che sono in atto, c'è un rapporto con il territorio che è molto consolidato e che fa parte del DNA della cooperazione, e quindi riuscire a immaginarselo è possibile. È chiaro che bisogna coinvolgere nuovi soggetti nel pensare questo tipo di futuro, in particolar modo le giovani generazioni, che forse in questo momento sono quelle che conoscono un po' meno la storia della cooperazione, ma con cui abbiamo bisogno sicuramente di costruire un dialogo e un ponte, perché sono loro che avranno la capacità di immaginarselo in maniera più innovativa di noi. Dobbiamo vedere il lavoro anche in maniera differente negli anni che arriveranno. Sicuramente, perché tante cose sono cambiate e un cambiamento su tutto forse sono la tecnologia, nel senso che comporterà anche a pensare, a strutturare magari il lavoro in una maniera diversa, non sarà più solo una questione di comunicare o di organizzare il lavoro attraverso la tecnologia, ma anche proprio di pensare e ripensare quelli che sono i servizi, e se pensiamo al sociale, e anche i processi produttivi in altri contesti. Quindi con questo sicuramente ci dovremo confrontare.
Migranti, sempre più anziani, un'Italia che invecchia. Rimarremo indietro nel ragionamento europeo e internazionale? Speriamo di no. È chiaro che nel nostro territorio in particolare, forse rispetto al panorama anche degli altri paesi, i giovani sono una risorsa abbastanza scarsa, siamo una popolazione un po' con un'età media avanzata, però dovremo trovare la capacità di essere anche attrattivi nei confronti dei giovani, quindi di riuscire a trovare gli ingaggi giusti per riuscire a trattenerli, perché comunque anche fisiologicamente sono molto portati i giovani a conoscere anche altro, non necessariamente quello che è nel nostro territorio. Professor Minardi, cosa deve emergere da questo incontro, da questo convegno di Confcooperative? Che cosa può venire fuori di nuovo da una situazione, fra virgolette, stagnante, difficile e in continua evoluzione? Sì, ci sono degli aspetti che dobbiamo prendere in considerazione dal punto di vista economico e strutturale, ci sono degli aspetti che riguardano invece la vita sociale, la vita delle comunità e così via. Allora, dobbiamo considerare il fatto molto semplice che la nostra società è cambiata, è diventata multietnica, multiculturale. Anzi, non soltanto c'è una diversa composizione sociale, ci sono tanti diversi attori che hanno, come dire, punti di vista diversi, hanno premesse valoriali diverse, eccetera. Ma c'è anche da considerare che una società di questo genere è una società molto più aperta rispetto al passato e quindi tutta una serie di temi, di problemi, di approcci, noi li dobbiamo vedere e rivedere, anche perché si possono esprimere delle forme anche diverse di organizzazione dell'economia. L'economia, quella che viene chiamata l'economia solidale, quella che appunto viene chiamata l'economia sociale, cioè ci sono degli aspetti che, allora, rispetto a questo ci sono due elementi chiave. Uno è i giovani. I giovani a qualsiasi entità culturale appartengano si trovano nella necessità di mettersi in movimento o avvalersi delle opportunità oppure creare per loro delle opportunità che consenta loro di fare impresa, ad esempio, di uscire dalla passività e esprimere piuttosto il loro orientamento all'imprenditorialità. E questo è un aspetto molto importante. Allora anche nella giornata odierna si parlerà di start-up, si parlerà di come si può rispondere alla crisi economica e sociale attuale. L'altro aspetto è un aspetto che riguarda invece le politiche di sviluppo del territorio. Noi dobbiamo, in un'epoca di fortissima spinta alla globalizzazione, ritornare ad essere attenti, non essere localistici, tutti centrati, ma attenti alle tante diverse risorse di cui si avvale il territorio, di cui si avvalgono le comunità. Allora, ad esempio, parlare della Romagna faentina, parlare della Romagna forlivese, parlare della Bassa Romagna, significa mettere in evidenza appunto quelle che sono le specificità, le opportunità che presentano il territorio, anche e soprattutto in un'ottica diversa rispetto al passato, non in un'ottica individualistica, ma in un'ottica comunitaria. I beni comuni, l'acqua, questo è un aspetto importante. C'è qualcuno che sa, ad esempio, che questa è la realtà, che nella Valle dell'Amone ci sono 3 microcentrali elettriche che danno già benefici, risorse, eccetera, che coprono quindi esigenze di imprese, di comunità e così via. E questo è un aspetto importante. Noi dobbiamo ridare valore a tutta una serie di elementi che sono propri e specifici delle nostre comunità, del nostro territorio. Allora, le frontiere sono, sì, quello di un modo diverso di affrontare la realtà, tener conto che siamo in una società sempre più aperta alla globalizzazione, quindi alla mobilità, quindi alla trasversalità, ma anche la necessità per riprendere in mano il nostro destino, il nostro futuro, di dare valore a ciò che ci appartiene, a ciò che in qualche maniera è presente all'interno della nostra comunità. 25 anni di festa di cooperazione faentina, il bilancio di questi 10 giorni in chiusura con la festa della Grintesa, ma oggi con questo convegno al ridotto del Teatro Masini.
Ma noi siamo molto contenti della partecipazione innanzitutto che abbiamo avuto ai nostri eventi, perché non solo quelli ludici o divertenti o che creano ambiente come naturalmente gli spettacoli in teatro oppure al cinema, ma anche ai dibattiti e al convegno di questa mattina che è stato veramente molto interessante. Guardare al futuro in maniera differente perché tutto cambia, come abbiamo sentito dalle testimonianze. Sì, la cosa importante è appunto che il futuro non ha una crescita e uno sviluppo lineare e quindi va sempre per alti e bassi e per momenti di discontinuità. Dobbiamo saper gestire questi momenti di discontinuità e di crisi e di difficoltà facendo in modo che l'accoglienza, l'integrazione, la partecipazione e la persona al centro, come è stato detto, sia l'elemento principale dello sviluppo economico che vogliamo portare avanti.